Tante volte siamo andati con le multe, stavolta portiamo i ricorsi. Allora, qualche tempo fa ho incontrato il sindaco e mi ha detto che sulla scrivania aveva neanche 10 ricorsi. Adesso dovrà aspettarne qualcuno in più perché stiamo procedendo tutti. Si sono dati appuntamento sotto le finestre del sindaco Schiesaro i cittadini in lotta contro le multe dei Velox lungo la strada del Santo. 16.000 quelle che sarebbero già state pagate, ma in totale le sanzioni staccate sarebbero vicine all'80.000 secondo alcune stime. Un'iniziativa nata così, spiega Ambra Dalan. In tempi non sospetti questa nostra amica multata aveva preso appuntamento con il sindaco, quindi quasi 2 mesi fa, e così con l'occasione abbiamo detto ti accompagniamo, vediamo se otteniamo qualche risposta. E invece nulla, questa mattina l'appuntamento è stato rimandato a lunedì, che lunedì è il 2 ottobre, venerdì è il 29 e scadono i termini per fare i ricorsi, quindi non so se è casuale la cosa. Entro venerdì i multati devono presentare i loro ricorsi. Ambra oggi si è rivolta al giudice di pace. È stato depositato, abbiamo dovuto pagare 46 euro per 4 multe, se ne arriveranno altre dovremo fare altri ricorsi e pagare nuovamente, perché anche questo c'è da dire che le multe non arrivano nemmeno in ordine, sono in ritardo, alcune arrivano, alcune no, quindi no, abbiamo aspettato anche per averle tutte e invece niente. Anch'io ho aspettato per tanto tempo che le multe venissero annullate, no. Sono scaduti i termini per il giudice di pace, lo farò al prefetto. Franca, che di multe ne ha prese 6, racconta. Io dopo la terza sono andata dai vigili e ho detto ma cosa sta succedendo? Perché ancora non ero, io abito in provincia di Treviso. Io ero là, c'erano altre persone, accanto a me c'era una signora giovane con 3 bambini che piangeva davanti ai vigili, quei 3 bambini. Aveva un pacco di multe. Erano in parte sue, in parte di suo marito. Lei ha detto io non riesco a pagarle, non ce la faccio. Una protesta che non si ferma, ma la tensione tra i multati cresce. Adesso veramente è anche un po' difficile gestirli perché non sappiamo neanche noi più cosa dire, anche perché noi che gestiamo il gruppo siamo persone multate, non siamo niente di che, e sentiamo veramente la rabbia aumentare, siamo anche un po' preoccupati, ecco.